rimasto produttivo così, era la persona che cercava la qualità. Oggi il registro bianco e volta non c'è, è colpa delle macchine, dicono. Cioè, se un ragazzo dico guarda che non c'è il registro bianco e volta, ma è la macchina che lo fa. E allora mi è difficile anche rispondere a questo punto qua. Ma però erano valori. Ora il computer dove è tutto predisposto, come si fa ad allenare il ragazzo all'ordine, alla pulizia e alla precisione? Perdiamo questi valori come grafici o dobbiamo recuperarli in qualche modo? Stampa. Che valori ho imparato, che valori ho gustato nella stampa? Valutare il colore, creare un'immagine, un colore alla volta, costruire un'immagine, sentire la sensibilità, come una macchina funziona, come una macchina stampa, il gusto di sentirla stampare, toccare la carta, conoscerla, plasmarla con l'inchiostro, costruire un'opera d'arte e stampare un colore alla volta e capendo, pensando come sarà il risultato, ma stampo un colore, quindi costruisco qualcosa, quindi stimolare l'intelligenza, la ricerca, la precisione e anche dire quanta fatica che si faceva per arrivare alla fine, quando mi dice che bel lavoro che ho fatto, con soddisfazione, coscienti che cosa? Che ho impiegato molto tempo e che anche mi costa quello che ho fatto. Ora le stampanti digitali fanno tutto, certo che fanno tutto, mi sembra proprio di d'animo che ho detto prima, cioè come faccio a tornare a insegnare, a trasmettere, a gustare la stampa davanti alla stampa digitale? Ci saranno i mezzi, poi Alessandro ci dirà come. Se qualche volta non va, perché a volte io nella scuola, anche se mi dicono che sono pensionato, nel senso che non sono più direttamente, perché voi sapete che i preti qualche volta fregano, io sono salesiano, i preti qualche volta fregano, e dopo 44 anni che ho seguito la scuola grafica, per premio, per siccome devo dare un po' a riposo, mi ha messo amministratore dell'istituto. Però vado lo stesso in giro per la scuola, vedo eccetera. E quando vedo i ragazzi che dico, ma guarda questo non va bene, ma è colpa del video. Guarda che stampante, ma è colpa della stampante. Dico, ma è sempre colpa degli altri, la tua, dov'è la colpa? Non c'è mai colpa tu. Una volta davano la colpa a noi, o perché è registrato male il calamaio, o perché questo, o perché quello. La colpa era nostra, adesso non è più nostra, non è più dei ragazzi, non è più di chi lavora nel digitale, è sempre della macchina. Però ovviamente non stiamo formando bene i ragazzi da questo punto qua. Poi vi porto un altro piccolo esempio. Noi abbiamo aperto 15 anni fa una scuola a San Pietroburgo in Russia. Allora, è caduto il muro di Berlino e abbiamo detto cosa facciamo noi salesiani? Mandiamo l'offerta e dopo cosa succede? Non succede niente. Andiamo a far insegnare il mestiere. Abbiamo aperto una scuola. I ragazzi russi, meglio i nostri ragazzi italiani stanno diventando ragazzi russi. Cioè, come ho trovato i ragazzi russi? Ragazzi che mi dicono che va sempre bene. Va sempre bene, e guarda che non va bene, è colpa della carta, guarda che non va bene, è colpa dell'attrezzatura, mai colpa dei ragazzi. Questo qui dice che va in Russia, adesso a Mestre i nostri ragazzi gli dicono ancora così. Allora noi stiamo perdendo la capacità critica, la capacità, diceva un ragazzo, di autocriticarsi, e questo non so, come ci aiuterà. Come appassionare, come fare innamorare il giovane per il suo posto di lavoro, per il suo lavoro, come può trovare soddisfazione in quello che fa. E questa è la cosa fondamentale. Noi dobbiamo dimostrare a un ragazzo, a un giovane grafico, che è bello il nostro mestiere, però deve trovare soddisfazione in quello che fa, deve essere un po' orgoglioso di quello che fa. Una volta io ho ancora un lavoro che ho fatto nel 1964, questo ve lo posso raccontare al Presidente, ve lo racconto, un lavoro che ho sudato, ho pianto per questo lavoro, perché l'ho fatto di notte. Nel 64 ero pivellino, giovanissimo, un anno più vecchio di Silvio, ero giovanissimo ancora. Ho dovuto fare un lavoro in fretta, era l'immagine della Madonna di Cestacova, in fretta, e non veniva fuori bene, ero arrabbiatissimo, finalmente sono riuscito. Perché dovevo farlo in fretta? Perché questo lavoro andava consegnato all'aeroporto Marco Polo, dove c'era un vescovo, allora solo i vescovi avevano diplomati che potevano trasportare del materiale. Questo vescovo era Wojtyla.
vedere la storia poi come torna, come si gira. Quindi il mio però ho un ricordo bellissimo di quel lavoro, perché mi è sudato, ho sudato per quel lavoro là, però poi ho avuto una soddisfazione che è andata in porto. Possiamo ritornare a animare i nostri ragazzi, anche se tutti non siamo docenti, i genitori, ad animare i nostri figli perché possano appassionarsi del mestiere. Legatoria. Quali valori ho imparato io in legatoria? Il rispetto e l'apprezzamento del lavoro degli altri. Quando arrivo a un lavoro in legatoria, so che prima tanti hanno sudato per arrivare a quel risultato. Quindi un sacro rispetto del lavoro che hanno fatto gli altri. Quindi trattare bene la carta, pareggiarla senza fare le orecchie, capire come si poteva muovere, se era asciutto o se non era asciutto. Cioè, è come un qualcosa di vivo che devo andare a capire per cercare di lavorare. Poi bisogna capire il lavoro, come tagliarlo, come cucirlo, come eccetera. Coscienti che se è finito bene si vendeva, quindi l'azienda, ma se è finito male si buttava via e tutti ci rimettavamo, tutti ci rimettavamo. Allora, si potrebbe andare avanti. Io ho vissuto una bella avventura nella grafica, bella, ripeto, perché mi ha appassionato, perché ho trovato dei valori, L'augurio che faccio ai docenti, ai genitori, eccetera, che ossia trasmettere questi valori ai nostri ragazzi di oggi.